E caccia al ladro seriale che ha colpito in centro a Treviso. Il titolare di Tony del Spin dice di averlo visto e ci sono le immagini. Intanto entro il 2022 il capoluogo raggiungerà le 200 telecamere installate, ne stanno per arrivare 60. Sit-in dell'associazione Furti in corso questa mattina a Treviso per chiedere più controlli e certezza della pena. Tra le testimonianze quella di una donna derubata per 3 volte in soli 3 anni. È gravissimo un 52enne colto da malore nel corso di una gita in bici a Biadene. Un altro ciclista è stato travolto dal carico di un trattore a Trevignano, salvo per miracolo. Raffica di incidenti in montagna. Operazione congiunta di carabinieri e polizia locale a Silea. Il blitz all'ora di cena al parco pubblico di Moreri. Arrestato pusher 21enne. Raid in un vigneto a San Pietro di Feletto, razziato un campo di Barbatelli. Titolari sconfortante dopo una settimana di lavoro, ma le ripiantiamo già domani. Dopo 4 giorni nel santuario di Motta di Livenza, Fra Benedetto torna nella sua martoriata Ucraina con un carico di aiuti umanitari. Difficile perdonare l'aggressione. Allerta per la peste suina nella Marca, scatta il piano dell'ULSS 2 per cacciare i cinghiali tra i principali veicoli di trasmissione della malattia. Altra domenica sold out a Treviso grazie alla mostra del Canova al Bailo e alle tante iniziative in corso come quella del mercato europeo sulle mura, città meta di tanti turisti, anche stranieri. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la vera e propria caccia all'uomo in corso a Treviso dopo la raffica di furti che si è registrata nelle notti scorse. Si tratta con ogni probabilità della stessa persona, dice il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Il malvivente è stato visto anche dal titolare dell'osteria Tony della Spin, dove un furto è stato sventato tra venerdì e sabato in città. Entro il 2022 intanto arriveranno ben 60 telecamere per un totale di oltre 200. Abbiamo notato che la tecnica e il modus operandi di questa persona è identica, quindi probabilmente, ripeto, probabilmente, non stiamo indagando noi, quindi io sto facendo solo delle ipotesi, si tratta della stessa persona. E caccia all'uomo a Treviso dopo la raffica di furti, sia tentati che messi a segno, registrata in centro. Prima la pasticceria Nascimben, poi tra venerdì e sabato la spaccata all'osteria Caede Oro, dove il vetro sfondato è stato coperto nel frattempo con un cartone. Blitz sventato invece la stessa notte da Tony del Spin, come racconta il titolare. Sono arrivato qua dopo alcuni minuti, erano già qui, avevano controllato tutto e siccome era scattato l'allarme, la persona che stava forzando la porta ha dovuto scappare perché del rumore che c'era, in più avrà sentito la polizia che arrivava. Ecco. Con tutta calma, non è che sia scappato di corsa, proprio con calma se n'è andato. Ma è pochi minuti dopo che avviene un fatto inquietante e la notte trevigiana diventa concitata. Andando via abbiamo visto questa persona che sembrava un po' strana, comunque ce l'ho anche guardato abbastanza bene, però non avevamo ancora le immagini, la sede operativa non ci hanno ancora mandato le immagini da Roma. E pochi minuti dopo invece sono arrivate le immagini e mia figlia guardando fa: papà, ma questo è quello che abbiamo appena incrociato. Abbiamo cominciato a girare tutte le stradine, ho richiamato la polizia, eravamo al telefono in diretta, però non siamo più riusciti a trovarlo. Loro hanno fatto ripartire la volante e andare in giro, ma non sono riusciti a beccarlo, insomma. Queste le immagini del ladro, un soggetto di carnagione bianca di mezza età, ma la lista delle attività visitate è lunga. E poi anche il negozio qui di fianco, il negozio bambini, anche a loro gli hanno rotto la serratura, non sono entrati neanche lì. Un'erboristeria in Camaggiore. Sì, anche lì mi hanno detto che hanno tentato di aprire anche lì, perciò sì, qua non si sa più cosa dobbiamo fare. Non possiamo chiuderci dentro ermeticamente. Se da un lato c'è lo scoramento dei commercianti, già le prese con caro bolletta e incertezze varie, dall'altro c'è l'impegno del comune. Sappiamo che Treviso ha un sistema di videosorveglianza imponente, perché parliamo di 150 telecamere. Stiamo predisponendo peraltro nelle prossime settimane un nuovo appalto e raggiungeremo altre 50-60 telecamere, quindi supereremo sicuramente nel giro di un anno il numero di 200 telecamere, che era un po' l'obiettivo che ci ponevamo qualche tempo fa. E c'è chi ha subito 3 furti in appena 3 anni, chi ha soccorso una donna aggredita per tentata rapina e altro ancora. Sono tante le storie raccontate questa mattina in piazza nel corso del sit-in organizzato dall'associazione Furti in corso. Tante le richieste sul tavolo.
Per 3 volte sono entrati a casa mia e assicuro che non è una bella cosa per nessuno, perché quando ti rovesciano la casa da sottosopra non ci sono parole per descrivere quanto si sta male, perché ti toccano proprio le cose più personali. 3 furti in 3 anni. È esasperata ma non rassegnata la signora Tiziana, che nella sua casa a San Biagio di Callalta è stata derubata di tutto, qualche monile ma anche generi alimentari, tanto da prendere una decisione netta. Ho lasciato tutta la casa così, col portone rotto, con le finestre rotte, perché proprio ho detto mettere anche a posto oltre al danno. Ho lasciato là. La casa è rovinata. Tiziana è una dei manifestanti che hanno preso parte al sit-in simbolico organizzato in Piazza Indipendenza a Treviso dall'associazione Furti in Corso, realtà che da anni si occupa di fare rete sul tema dei reati contro il patrimonio, dalle segnalazioni al supporto alle istituzioni, gesti anche concreti come quello di Francesco, che qualche anno fa ha soccorso una donna aggredita a Roncade. Era sanguinante e nascosta su una siepe. Quando mi ha visto è venuta fuori, dopodiché sono intervenuti gli agenti e la Croce Rossa. Lo stesso Francesco ha subito 2 furti in poco più di 2 anni. La prima volta sempre alle 9 di mattina. La prima volta mi hanno tagliato la cassaforte e pulito tutto quello che c'era. Dopo ho messo l'allarme, bisogna metterlo prima. La seconda volta hanno tentato con l'allarme di sfondare una finestra e là si sono fatti male e sono scappati, insomma, sempre di giorno. Tra i cartelloni c'è anche un grazie alle forze dell'ordine con richieste precise a istituzioni e politica. Noi siamo qui a chiedere certezza della pena prima di tutto, più sicurezza, più telecamere, più controlli nelle strade, posti fissi di controllo come c'erano molto tempo fa e più aiuto alle forze dell'ordine con mezzi e possibilità di fare qualcosa. La cosa principale è un incontro col prefetto che ho già chiesto formalmente via mail, come avevo fatto con precedente la Ganà, e ho piacere a conoscerlo, è un onore per me conoscerlo, e in più un ascolto da parte delle istituzioni, perché se non ci ascoltano e non ascoltano i cittadini, perché siamo quasi 20.000, non vorrei poi dover richiamare queste persone in piazza a ottobre in una manifestazione vera e propria. Per Demma c'è un rischio da evitare a ogni costo. Bisogna assolutamente evitare questo, quindi chi può farlo possono farlo le istituzioni, dandogli più certezza e più serenità. In quel caso eviteremo che la gente esca a farsi giustizia da soli e là si scatenerebbe un problema. A essere razziato la notte scorsa a San Pietro di Feletto anche un vigneto. Amaro risveglio questa mattina per i titolari della nota cantina Le Manzane di San Pietro di Feletto. Questa mattina siamo stati avvisati dal nostro vicino che si erano addentrati all'interno di un nostro nuovo vigneto dove da poco, meglio da venerdì, avevamo finito di piantare delle barbatelle atte a Conegliano Valdobbiade nei prosecco superiori del TG. Insomma, questa notte hanno pensato di rubarcele, ce ne hanno rubate all'incirca 500. Siamo davvero rammaricati di come non ci sia più rispetto del lavoro altrui, dei sacrifici che si fanno. Sicuramente i malandrini ci stanno leggendo, vi vogliamo anche informare che sono stati presi provvedimenti. Questo è lo sfogo affidato a Facebook dai titolari della cantina. Avevamo tolto da poco la recinzione per appunto ripristinarla, perché aveva comunque dei buchi, insomma, volevamo fare tutto insomma con calma, ma ecco, il tempismo forse è stato perfetto per chi si è addentrato all'interno. Secondo una prima ricostruzione i ladri sarebbero penetrati a piedi nella proprietà da un passaggio pedonale sull'argine del fiume Cervano. Persone, ci racconta Anna, che probabilmente ci stavano controllando visto che le avevamo appena piantate. Danno non solo economico. Come quantitativo siamo all'incirca sui 1.000 euro, ma non è tanto quello, un po' più il lavoro, insomma era da una settimana che ci lavoravamo, tutto anche le varie procedure che ci sono prima di poter piantare delle barbatelle, le persone che ci hanno anche aiutato, insomma è un dispiacere perché insomma non te lo aspetti. Domani probabilmente sarà presentata la denuncia, ma la parola d'ordine è quella di ripartire. Noi continueremo a ripiantarle con la speranza, ecco, che non facciano ritorno, sicuramente, però ci adopereremo per controllare e tenere tutto monitorato.
La cronaca ci porta adesso a Silea per un'operazione congiunta di carabinieri e polizia locale al parco pubblico dei Moreri. È stato arrestato un 21enne pusher. Carabinieri al parco pubblico dei Moreri a Silea, dove erano presenti molti giovani. Il blitz è scattato all'ora di cena, diverse pattuglie sono arrivate in zona ed hanno controllato i ragazzi, alcuni dei quali in atteggiamento sospetto. Uno di loro è finito nei guai, si tratta di un 21enne del posto che ad un controllo dei militari è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti stupefacente del tipo hashish. I militari si sono recati nell'abitazione del 21enne, dove hanno trovato oltre 2,5 etti di hashish, in parte già suddivisi pronti per essere smerciati. Non solo, ma è stato trovato anche materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Il giovane è stato quindi fermato e su disposizione dell'autorità giudiziaria posto agli arresti domiciliari. Un parco pieno di giochi che durante il giorno è frequentato soprattutto da mamme e bambini. Non è la prima volta che arrivano dai residenti segnalazioni di movimenti sospetti in zona. Ieri è scattato il controllo da parte dei carabinieri. È stato colto da malore mentre si trovava in gita in sella alla sua bicicletta, stava transitando in una zona Biadene di Montebelluna quando all'improvviso si è sentito male. L'uomo, 52 anni, si è accasciato a terra privo di sensi. Immediatamente sono stati allertati i sanitari del SUEM 118, rianimato sul posto. Vista la gravità della situazione, il ciclista è stato trasportato con l'elicottero al Cafoncello. A Trevignano invece un 43enne sempre ciclista, salvo per miracolo dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale con un trattore. Il mezzo ha perso parte del carico che ha colpito il ciclista. Anche qui è intervenuto ovviamente il SUEM 118. E oggi si sono registrati anche tanti incidenti in montagna, nelle montagne del Veneto, con protagonisti dei trevigiani. Poco prima delle 11 il soccorso alpino di Feltre è stato attivato per un'escursionista che si era ferita a una gamba dopo essere caduta lungo l'anello naturalistico del Grappa a Cason dei Lobi verso Rifugio Bocchette. Siamo in comune di Serena, circa 1500 metri di quota. La donna, 55 anni, di Ponzano Veneto, che non era più in grado di proseguire in maniera autonoma, è stata raggiunta da una squadra che l'ha accompagnata all'ospedale di Feltre. Attorno alle 14 invece il soccorso alpino di Arsiero, siamo quindi nel Vicentino, è stato inviato sulla ferrata dell'Anguane a seguito della chiamata di un escursionista. Il suo amico 35enne di Ponte di Piave, dopo essere caduto, non era più stato in grado di proseguire. Fortunatamente ha riportato solo dei graffi. E c'è stata una tragedia sulla linea ferroviaria Treviso-Venezia. Un uomo è morto travolto da un treno. Indagini sono in corso per accertare l'esatta dinamica del dramma che è avvenuto nei pressi di Mogliano Veneto. Con ogni probabilità però possiamo dire si è trattato di un gesto estremo. Il traffico ferroviario, tra l'altro in una domenica molto frequentata, è andato letteralmente in tilt e ha subito delle forti ripercussioni. Si sta decidendo proprio in questi secondi, in questi minuti, la sorte, il destino in Champions League dell'Imoco Volley di Conegliano. Le Pantere stanno difendendo il loro titolo europeo contro la corazzata campione del mondo, la Vakif Bank Istanbul, nell'iconica Arena Stozice di Lubiana, dove sono presenti ben 1500 tifosi coneglianesi, questo sui 12.480 posti a disposizione esauriti nel Palasport sloveno. Allora vi posso dare un aggiornamento praticamente in tempo reale. Ecco, vi posso dire che è ancora in corso il terzo set. I primi due sono andati alla squadra turca. Tra l'altro si tratta dell'ultima partita con la stella Paola Egonu, che ha già confermato che nella prossima stagione non giocherà più in Italia, ma appunto diventerà la stella della squadra che sta combattendo proprio in questi secondi, e quindi l'Istanbul. Non ho ancora aggiornamenti, non ho altri aggiornamenti ovviamente.
Ovviamente nel corso di questa edizione vi daremo altri dettagli. Vi raccontiamo adesso una storia davvero emblematica di questo periodo che stiamo vivendo. Partirà infatti domani per l'Ucraina con un carico di aiuti umanitari frate Benedetto, padre spirituale al santuario di Motta di Livenza, ma soprattutto parroco di Sarorod, nell'ovest del paese in guerra. Ai miei parrocchiani dico di restare umane. Queste le sue parole. E dei militari abbiamo celebrato 3 funerali, uno dei più giovani aveva 23 anni e poi un altro giovane di 27 anni che combatteva ad Azov è sparito e non sappiamo nessuna notizia. Era nelle acciaierie di Mariupol e sono 2 o 3 settimane che non abbiamo più notizie di lui. La sua parrocchia nell'occidente dell'Ucraina non ha subito bombardamenti, ma l'intera popolazione vive mesi di ansia e paura. Figli, mariti, compagni sono tutti al fronte e la guerra si vede e si sente. Missili che passano sopra le nostre case, sopra i nostri tetti. Sono più di 10 volte che abbiamo visto missili passare sopra Shargorod e poi abbiamo letto che hanno colpito una o l'altra città dell'Ucraina. Frate Benedetto è un volto noto al santuario di Motta di Livenza. Nelle prossime ore, dopo 4 giorni di pace e preghiera, ritornerà nel paese in guerra dai suoi quasi 3.000 fedeli di religione cattolica. Lo farà guidando questo van carico di aiuti messi a disposizione dai suoi confratelli mottensi e alcuni imprenditori. Abbiamo recuperato un muletto per scaricare la merce, attrezzature per scavare nelle macerie, offerta dalla Cassa Edile Artigiana, abbiamo biancheria intima, cibo, medicinali e questa opera insomma continua anche quando ci sarà la sua partenza, ecco. Solidarietà per una popolazione che ha bisogno di tutto, non solo dal punto di vista materiale. La gente per esempio è venuta a chiedere a me parroco e ai nostri cristiani se vengono perdonati i peccati se loro domani vanno in guerra e devono uccidere e hanno chiesto se possiamo anche noi torturare loro così come loro torturano i nostri frati e la nostra gente. Per cui noi come religiosi cerchiamo di aiutare le persone di restare umani. Quanto al perdono, molto difficile. Appunto il Vangelo che dice perdonare 77 volte al giorno, la gente domanda ma com'è possibile? È molto difficile. Lei perdona? Lei sta perdonando? È una molto difficile domanda. Come cristiano sì, perdono, ma chiedo che il Signore fa la pace. E ai fedeli trevigiani Fra Benedetto dice grazie per la solidarietà e invia un appello. Chiedo di aiutare soprattutto con la preghiera. Vi do un aggiornamento in tempo reale. Il terzo set nella finale di Champions League di volley femminile che si sta svolgendo a Ljubljana è andato alle Pantere dell'Imoco, quindi si va al quinto set. Questa la situazione, c'è stata quindi una rimonta quando le cose sembravano volgere quasi al termine, quindi si va al quinto set a Ljubljana dove appunto si stanno contendendo il titolo europeo, le Pantere di Conegliano e appunto le avversarie del Vafik Bank di Istanbul. Ovviamente vi aggiorniamo nel corso di questo telegiornale. Ritorniamo alla cronaca e alla notte di alcol che si è registrata nella Marca. 2 automobilisti sono stati fermati e denunciati dai carabinieri del comando provinciale di Treviso. Un 42enne è stato controllato intorno a mezzanotte in Viale della Repubblica. L'uomo già privo della patente di guida è risultato positivo all'alcol test ed è ferito per guida in stato di ebbrezza, patente revocata. A Casale sul Sile poco dopo le 2 del mattino è stato fermato invece un giovane di 25 anni, risultato positivo all'alcol test, per lui è scattato il ritiro del documento di guida. Non solo durante i controlli di questa notte a Oderzo i militari dell'Arma hanno trovato un ventenne in possesso di un bastone telescopico a molla. Il giovane è stato deferito all'autorità giudiziaria per porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere. Il bastone è stato posto sotto sequestro. Parliamo adesso di una nuova allerta sanitaria che riguarda tutta Italia e quindi riguarda anche la Marca trevigiana. Parliamo quindi di peste suina. È scattato il protocollo dell'ULSS.
Dobbiamo quindi difendere il nostro patrimonio dall'arrivo di questo virus, di questa epidemia. Come? Creando una barriera impermeabile tra il mondo del selvatico e il mondo del suino allevato. Dobbiamo anche ridurre la presenza proprio numerica del cinghiale nel nostro territorio, cercando di abbattere. Per anni la questione è stata principalmente ambientale con i danni all'agricoltura, ora il tema è sanitario con i primi casi di peste suina già registrati in Lazio, Piemonte, Liguria, ma soprattutto nell'est Europa. Da qui la chiamata raccolta dell'ULSS 2 marca trevigiana nei confronti dei cacciatori già formati nel corso degli ultimi mesi. Oggi sta diventando un rischio di salute per gli animali, per i suini, quindi un danno economico, ma anche collegato al danno economico un danno sociale, cioè la mancanza poi con gli abbattimenti che potrebbero accadere per l'arrivo della peste suina, anche una sottrazione di alimento per la popolazione e un innalzamento dei costi poi della carne al consumo. Il virus non si trasmette alle persone, ma le ricadute economiche di fronte a una nuova pandemia potrebbero essere gravissime. Solo i suini di allevamento nella Marca sono 150.000, quasi tutti nella fascia pedemontana, dove è più forte il rischio per il bestiame di entrare in contatto con i cinghiali selvatici. La popolazione deve essere fortemente ridotta attraverso un impegno di tutti, quindi i cacciatori, la parte pubblica, la regione si è impegnata, l'ULSS si sta impegnando nel percorso di facilitazione e oltre a questo l'ULSS si sta anche impegnando con gli allevatori per creare quelle barriere, quella barriera tra allevamento industriale e il selvatico, creando le recinzioni, le biosicurezze, facendo la formazione a tutto tondo, quindi tutti assieme dobbiamo impegnarci per difendere il nostro patrimonio tecnico e anche la società, il bene di consumo che è la carne. Poi c'è un'altra allerta sanitaria di cui si sta tanto parlando, quella legata al vaiolo delle scimmie. Tra l'altro poche ore fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 92 casi in 12 paesi. C'è anche l'Italia, ne abbiamo parlato con il virologo Pregliasco. Il vaiolo delle scimmie è dovuto a un pox virus simile al vaiolo umano, che sappiamo è una malattia eradicata e che dal 1980 per questo non è più necessario eseguire una vaccinazione che noi più anziani abbiamo eseguito, e peraltro tutto questo ci può aiutare rispetto alla possibile infezione proprio per la vicinanza fra questi due virus. Questo è il quadro di partenza per Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università di Milano, nei giorni in cui si registrano i primi casi in Italia di vaiolo delle scimmie. Quello che preoccupa un po' in questo momento è il fatto che sia in Italia che in Inghilterra e negli altri stati, pochi i casi ad oggi, non sono tutti correlati con la frequentazione di luoghi in cui questa malattia è endemica, cioè nel Centrafrica, e quindi sembrerebbe che questo virus abbia acquisito la capacità di rendersi più facilmente di infettare a livello interumano. La malattia è curabile, sottolinea Pregliasco, e per contrarla servono rapporti molto ravvicinati, quelli sessuali sono maggiormente a rischio. È necessario un contatto prolungato attraverso un contatto faccia a faccia per via respiratoria, oppure contaminandosi con le vescicole di questa patologia, perché questo vaiolo assomiglia un po' alla varicella come manifestazione, con manifestazioni più evidenti, con bolle più grosse che poi nell'arco di 2 settimane diventano croste. Virus che comunque può essere tenuto sotto controllo, indispensabile per l'esperto continuare a fare rete recependo la lezione del Covid. Non cadiamo nell'infodemia e nella paura per una patologia conosciuta, dove c'è un'autorisoluzione nella stragrandissima maggioranza dei casi, degli antivirali specifici e in prospettiva già un vaccino autorizzato ma non usato. Ancora cronaca dalla Marca, subito dopo la pubblicità, fra poco.